settembre 1973. Un sole piccolo sull'orizzonte, un sole appena nato si spense. E da quel buio innaturale partì l'urlo tremendo della morte, che spalancava d'improvviso le porte dello stadio di Santiago. Gli uomini migliori, braccati dai peggiori, serpenti, sciacalli, roditori, che divoravano il suono popolare della nuova canzone che attraversava il mare. Tra i prigionieri c'era un musicante, un cantastorie allegro e sorridente, armato solo di chitarra e di canzoni, di fiabe antiche e nuove e di illusioni, di storie dove i ricchi son pezzenti, dove un bel giorno vinsero i perdenti. Victor Hara era un uomo come tanti, stesso cuore dei poveri, stessi sorrisi, stessi pianti, ma il suo canto era davvero un po' speciale, come un raggio di sole che attraversa il temporale. Per questo l'hanno preso in quella notte atroce, per tagliargli le mani e togliergli la voce, ma non è bastato ancora neanche togliergli la vita, perché la sua canzone morisse come una storia finita. Diceva Victor Hara che il canto proletario cammina nello spazio e nel tempo planetario. Non c'è tortura o carcere, non c'è sopraffazione, nessun fucile in grado di ammazzare una canzone. Se una voce riescono a fermare, 1000 voci ricominciano a cantare. E il suo canto partì libero in quella notte nera, sfidando ogni controllo, demolendo ogni frontiera, volando sui villaggi, su ogni angolo di terra, dalle foreste vietnamite alle montagne della Sierra. Per chi è sfruttato e oppresso, ma lo sa che un giorno la sua guerra vincerà. Victor Hara era un uomo come tanti, stesso cuore dei poveri, stessi sorrisi, stessi pianti, ma il suo canto era davvero un po' speciale, come un raggio di sole che attraversa il temporale.